chi non avesse denunciato dei furti anche solo tentati, perché magari questi non gli hanno creato danno, si facesse avanti dalle forze dell'ordine, perché potrebbe dare delle indicazioni che potrebbero essere importanti per collegare questi episodi con quello molto più grave accaduto ai danni della signora Ceschin. L'appello ai residenti di Conegliano è diretto e arriva dalla Procura della Repubblica di Treviso, impegnata nel ricostruire gli ultimi istanti di vita di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 giugno all'interno della sua abitazione di via 28 aprile. Ogni indicazione può essere utile, soprattutto se ad agire, ed è una delle ipotesi, sono stati dei topi d'appartamento. Sicuramente tra i filoni di indagine c'è la verifica di furti commessi nella zona, non necessariamente nel quartiere, ma più in generale nella zona di Conegliano, in abitazioni con modalità analoghe, cioè introduzione nell'abitazione, magari attraverso finestre, questo insomma. Una cosa è certa, e il capo procuratore di Treviso lo fa intendere chiaramente: da sole le telecamere non bastano. C'è un lavoro continuo che è iniziato praticamente nei giorni successivi alla scoperta dell'omicidio, sulle telecamere di sorveglianza della zona di Conegliano, ma certo che la qualità delle immagini non è sempre il massimo, ecco. E se ci fossero delle persone che hanno visto movimenti sospetti che non sono state ancora individuate e sentite dai carabinieri, sarebbe una cosa molto utile, di grande senso civico, se si facessero avanti. In questa fase non si lascia nulla al caso, anche per questo approfondite analisi saranno effettuate sul telefonino della 72enne che, seppure rotto, è stato ritrovato in casa. Verrà sicuramente esaminata la memoria del cellulare per ricostruire con la messaggistica un po' la rete di relazioni sociali della signora, ma dubitiamo che sia da lì che si possa ricavare il nome di chi l'ha uccisa. Su quel telefonino potrebbe essere stato digitato il numero dei soccorsi, una telefonata mai partita. Non ha fatto in tempo a chiamarli, sarebbe risultato dai tabulati, non ha fatto in tempo a chiamare nessuno. Probabilmente aveva intenzione di farlo, ma non ha fatto in tempo a farlo. Questo significa che forse è stata colpita alle spalle. È possibile. Ci sono vari tipi di dinamica compatibili con i dati oggettivi delle lesioni alla signora, le condizioni dell'appartamento, eccetera, non si possono in questo momento ricostruire i dettagli precisi dell'aggressione e dell'omicidio.